Voglio presentare velocemente due campioni del mondo della voga alla Veneta. Sport che in questi anni sta riprendendo la sua vera identità. Nei giorni scorsi questi due campioni, che praticamente nella loro carriera hanno vinto tutto, ci hanno lasciato, ma ecco i dati. Nel link in descrizione vi lascio il link YouTube di una bella intervista fatta da Federico Blumer del Viaggio di Scoperta a loro due, per capire un po' meglio lo straordinario mondo della voga che solo una città unica come Venezia con la sua laguna può presentare. Uno tra questi due campioni è Beppe Fonger, il cui periodo di attività è dato dal 1954 al 2002. Beppe sarebbe Giuseppe Fonger. Qua dice che nel 1965, questo è il sito del comune di Venezia dove parla della voga veneta, dei campioni vari, dice nel 1965 inizia il proficuo sodalizio con Ciaci, ben 14 edizioni consecutive insieme in Canal Grande, con 9 vittorie, anche questo è un record. Dal 1969 al 1976 non ce n'è per nessuno, sono 8 successi consecutivi che li consegnano alla storia del remo. Un'egemonia che viene spezzata nel 77 da Palmiro Fonger e Crea. Beppi e Ciaci giungono secondi, così come nell'attesissima rivincita all'edizione successiva. Ecco, Sergio Taglia Pietra, Ciaci, periodo di attività 1953-1991, il cui esordio avviene in Canal Grande nel 1953. Ha appena 18 anni, quarto in coppa con Umberto Di Rossi. Insomma, questo per far dire che comunque metto nel link metto anche questo sito del comune di Venezia dove appunto parla di questi grandi campioni in cui si sono svolti i funerali a Pellestrina qualche giorno fa. Al prossimo video.